Allora, zia, ma ti ricordi quando nasceva un bambino se si facevano dei regali, se qualcuno regalava qualcosa Pochissimo, veramente. e se regalavano qualcosa? Qualcosa dopo, magari, dopo nati i bambini, così. Ecco, Vero, davano, adesso il corrigeto, questo non vuole niente. E un vestitino, una cosa del vero. Un corrigeto, ti voglio da noi. E il bambino gli vogliono un corrigeto, te l'abbiamo detto. E poi la gente che veniva però, noi eravamo a letto, tutti a casa, bambini. E qualcuno, te l'ho detto, come facevano i bambini, mettevano qualche soldino ascolta, e dove lo mettevano questo soldino quindi? dentro la fascia del bambino, però aveva un panno prima. Me lo spieghi com'era fasciato il bambino? Spiegami che cosa aveva. Erano grandi quelli che volgevano i bambini prima, no? E adesso invece mettono, lo sai come sono. Sì. E mettevano qualche soldino, poco, guarda. Non è che come te noi, 100 euro. Per il battesimo? E il battesimo facciamo festa, prima i dolci, anche se venivano a visitare diciamo, quello che partoriva, davamo i dolci. Si davano i dolci come invito? Sì, sì. E per il battesimo? Poi per il battesimo facevano festa. E l'invito qui, poi dai padrini andavano. A casa dei padrini? Prima venivano qui a portare il bambino, poi mio marito per esempio, che c'era, andava a casa del padrino. Ma regali ce n'erano? E beh, certo davano un regalo, sì. E cos'era il regalo? Un slot. No, davano una catenina. Una catenina d'oro? Ma no, sì, sì. Ma Anche qualcos'altro Antonio, di... de Maria non me la raccolta quella mia, troppo di Dio, già 60 anni. 59 anni Maria. All'uscita dalla chiesa, i padrini? I padrini della chiesa buttavano soldi, dicevano, battiari su, busciate stampare, quando ne mettevano poco. E i bambini correvano dietro e raccoglievano questi soldini, Caramelle. piccolini, usati a reali, anche le caramelle, però non avevano più soldi. Mentine, non caramelle. Mentinette, sì, esatto. E quindi era proprio un'usanza buttarli Usanza, mentre sì, si sì, tornava a sì. casa. Anche non di gettare è un'altra cosa, ma battiare asciugo là. Vergogna, vergogna. Ma con nulla, ma con caramelle. Capito? Rammava di asciugo. E poi venivano a casa.